Pony, forse il trattore più bello del mondo, ad accompagnare nell'ultimo lento viaggio dalla sua azienda alla chiesa di Campodarsego Antonio Carraro. Ascoltarlo tutta la sua famiglia, la moglie, i figli, nipoti e pronipoti. Accanto a lui in chiesa il fratello Mario e il nipote Enrico, attuale presidente degli industriali del Veneto. Un legame profondissimo, quello che Antonio Carraro, morto a 90 anni, aveva conservato con la sua terra e la Campodarsego, di cui ha scelto fieramente di restare cittadino. Un legame ripagato nell'affetto profuso nelle tantissime persone presenti in chiesa e fuori e in quelle collegate attraverso lo streaming. È una comunità che ha i confini più ampi di questa parrocchia di Campodarsego, ha detto il parroco Don Enrico Piccolo, che si impegna con tutta la famiglia a farsi calore per la sposa Luciana, per i figli e per tutti i Carraro, a cominciare da Mario. Una celebrazione semplice che si è conclusa con parole di commiato piene d'amore pronunciate dai figli e dai nipoti.